Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, Gran Premio di Austin, Stati Uniti, Gigione Hamilton, pole position, Nicolino Rosberg secondo, Alonso terzo e il comandante quarto ragazzi, lotta per il mondiale apertissima, 10 punti in vantaggio di veneziano sul piccolo Rosberg. Vai raga, andiamo! Questa gara è fondamentale, stiamo davanti anche qua, contando che Abu Dhabi è una gara no favorevole di più. Il mondiale può essere nostro, bisogna superare Nico a tutti i costi però. E finiamo sta serie. Attenzione, attenzione. Lasciamo superare Gigi. Gigione in testa. Mamma che sorpasso. Mamma mia. L'ho rischiata ma è andata bene. L'ho rischiata ma l'è andata bene. Siamo primi. Austin sta diventando una gara favorevole. It's incredible, come. It's incredible. E adesso andiamocene. Andiamocene. Per una fuga come indiana senza precedenti. Dai Kuma, the best player in the world. Rosberg purtroppo però è già secondo, incredibile. Non ne va una giusta. Non ne va una giusta. Nicolino è già secondo. Nicolotti Rosberg. Dobbiamo solo stare tranquilli. Nessun ritiro. Inizio pulito. Relax, come relax. So chiaramente la benzina elevata mi sta dando un piccolo vantaggio. Sfruttiamola almeno per questo giro. Non è prevista pioggia. Carburante normale. Hamilton è sprofondato in undicesima posizione. Sarà forse per la sfida con veneziano, chi lo sa. Io ho cercato di fare la mia gara, devo sorpassarla a tutti i costi. E così ho fatto. L'importante è non fare cagate con Rosberg. L'importante è quello, insomma. Questa è la curva dove in qualifica sono riuscito a guadagnarmi la quarta posizione. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero assolutamente che ho tagliato brutta porco. Porco lodro, porco lodro. Starting grid, in testa alla corsa, Comenda veneziano. Al secondo posto Nicolino Rosberg, Vettel è terzo. Anche Alonso è molto dentro per la classifica costruttori, purtroppo la vedo abbastanza impossibile. Dai Kuma, domina il mondo Kuma, dai piccolo Kuma. Quando c'è una macchina molto molto indietro, forse avrà avuto problemi, non lo so. Siamo a Austin. Dai Kuma, domina. Dai Kuma, best Kuma in the world, ti prego, best Kuma in the world. Per il momento stiamo tenendo abbastanza bene su Nicolino. E questo mi dà, insomma, si sta un po' recuperando, però dai. Siamo in una situazione positiva. Dobbiamo tenere, chiaramente, sperare che nella bagarre dei box Nico possa perdere qualche posizione. Questa è la speranza comendiana. Altro giro completato. Questo è veramente, vedi, finire nel come si dice... Oddio, nel traffico, ci siamo andati insieme ai box e tac. Lui, grazie anche al bug che ogni tanto se passa una macchina l'altra macchina sta ferma. Gliel'ho messo in culo, la. Però siamo secondi, questo non lo capisco sinceramente. Normale. Dai comandon. Rosberg è finito molto indietro. Abbiamo sfruttato alla grandissima la sosta ai box fatta insieme. E godo, cazzo, e godo, porca puttana. Quanto godo. Traffico di merda, traffico di merda, traffico, grazie al traffico.
Dai fioi, dai. Siamo secondi, Rosberg è settimo. Condizioni ideali, condizioni ideali. Ci sta andando molto bene oggi, molto molto bene. Rosberg è sempre là, Nico è sempre là. Vettel sarà duro da prendere, noi ci proviamo, ma sarà veramente un'impresa disperadas. Vai fioi, vai. Occhio. Dai ragazzi, dai. Dai Comendone. Diciamo che la sosta di box ha veramente scombussolato tutto, fatto bene a ritardarla, grazie come che l'hai ritardata. Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, scusate, faffanculo Fraps, ma porca puttana, non mi ha salvato, praticamente non mi ha salvato metà gara. E niente, alla fine è arrivato primo Vettel, secondo Veneziano e terzo sono arrivato io. Eh sì, cazzo so dire. Il primo è arrivato Vettel, il secondo Comendone e terzo Rosberg. Alla fine Rosberg ha recuperato ed è riuscito ad arrivare secondo. Quindi alla fine avevo solo 13 punti di vantaggio a 2 gare dalla fine e nella costruttori siamo a meno 35. Mi dispiace, purtroppo ci sono i maneggi comendiani e ogni tanto ho quel mese che Fraps vaneggia più del solito. Io non la capirò mai sta cosa, veramente mi sta sul cazzo. E con Formula 1 soprattutto è uno dei giochi che ha più problemi in assoluto storicamente, è stato così sempre. E niente fio, alla fine secondi e terzi e la lotta continua a meno 13, 2 gare dalla fine. Raga, un saluto da Comendone Venetian. Ciao!